È finito in manetto un 34enne nigeriano residente in via Pisa. Gli uomini della squadra mobile di Treviso e di colleghi della questura di Palermo questa mattina sono andati a prenderlo a casa e lo hanno portato nel carcere di Santa Bona. L'uomo, secondo la direzione distrettuale antimafia, faceva parte della Supreme High Confraternity, un sodalizio ben radicato in Italia e in Europa. Si tratta di un'organizzazione criminale nigeriana specializzata in furti e reati contro la persona. L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, vive da qualche tempo a Treviso assieme alla compagna connazionale ed è titolare di un negozio di prodotti etnici in via Ronchese nel quartiere di Santa Bona. Secondo gli inquirenti rappresentava una delle principali ramificazioni della mafia nigeriana nella Marca. La maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Palermo è scattata questa mattina in varie questure d'Italia. In totale sono state fermate 13 persone per sfruttamento della prostituzione. L'arresto del 34enne ha fatto subito il giro della città. Non ci aspettavamo un fatto così, commenta Enrico Renosto, ex consigliere comunale residente della zona, anche se qualcosa di strano lo avevamo notato. Avevamo notato che c'era una scarsa affluenza di clienti, quindi ci si chiedeva un po' come potesse tirare avanti e anche degli orari di apertura oltre le 21, le 22, qualcosa, certo nessuno si aspettava una notizia di questa portata. D'altra parte questa operazione ci fa capire che il nostro territorio è ben monitorato e attenzionato dalle forze dell'ordine. I commercianti che hanno il negozio vicino a quello del 34enne sono stupiti, persona gentile e tranquilla, dicono. Tranquilla, anzi non ho mai avuto niente, dei problemi, niente. Salutare, buongiorno, come va, il lavoro come va, bene, bene, basta, tutto bene. Ma si aspettava che potesse essere una cosa del No, genere? no, perché non immaginavo neanche. Cioè, per la persona è a posto, vedere così dopo. Lo conoscevo come vicino di negozio. Che persona era? Perfetto, regolare, arrivederci, corretto, basta. Ho sempre visto la moglie dentro il negozio, lui che veniva la sera finito di lavorare, andava via, ma non ho mai visto gente che veniva, andava, tornava, mai visti.